Quarta giornata di ritorno nel campionato di Serie B femminile. Il Padova è chiamato a riscattare immediatamente la sconfitta della settimana scorsa in casa della capolista Sassuolo, un 2-1 che fa male più per la classifica che per quanto visto in campo. Padova che adesso deve riprendersi il terzo posto visto che è stato scavalcato dal Castelvecchio. Le biancoscudate ospitano un Arezzo che viaggia nella media-bassa classifica ma si dimostra formazione che vuole giocarsela a viso aperto, anche se dopo 10 minuti viene punito dal solito gol di Claudia Ferrato che porta in vantaggio le biancoscudate, in questa occasione ancora in maglia verde, quella disegnata dall'Avis già l'anno scorso. Padova quindi subito sull'1-0 contro l'Arezzo, 16° gol in campionato per Claudia Ferrato, ma come dicevamo le toscane vogliono giocarsela a viso aperto e qui c'è Nocchi, un ottimo attaccante che va vicino al pareggio. Brava la mezz'ora Rossella D'Antonio a recuperare questo pallone e servire ancora Claudia Ferrato che entra in area di rigore, va con il destro, colpisce la traversa e poi di testa non riesce a inquadrare la porta. Occasionissima per il Padova che però al 39° minuto usufruisce di un calcio di rigore per questo fallo di mano in area di Zeghini. Rivediamo, è abbastanza netto il tocco, l'ingenuità del difensore dell'Arezzo. Dal dischetto Chiara Sarain segna il 2-0. Ancora Padova, 42° minuto, guardate cosa fa Margherita Giubilato, un tunnel, entra in area di rigore, prova a servire Claudia Ferrato e poi con il destro disegna questo gol incredibile sotto l'incrocio dei pali. Veramente una rete meravigliosa di Margherita Giubilato, anche perché lei è mancina e va a segnare questo gol con il destro con il quale si chiude la prima frazione di gioco. Padova che in pratica mette in ghiaccio la sfida sul 3-0, poi prova subito ad accelerare anche nella ripresa. Claudia Ferrato serve così la neontrata Aurora Favero che va con il destro e sfiora il palo. L'Arezzo però non ci sta e prima con Di Fiore all'11° minuto del secondo tempo si costruisce questa bella azione. Il suo tiro però è parato da Martina Donà. Il Padova ha un po' di spazio in contropiede, qua è velocissima Margherita Giubilato che riesce anche a entrare in area di rigore, non inquadra però la porta. Si rifà sotto l'Arezzo e così quando siamo al 26° minuto di gioco rientra in partita con questo gol del solito Nocchi. Molto brava questa punta toscana, rivediamo il suo sinistro ed è il gol del 3-1. Il Padova trema un po' anche se è brava 2 minuti dopo con la classica azione travolgente di Claudia Ferrato che si fa tutta la metà campo e va a segnare ancora un'altra doppietta e ancora un gol bellissimo per il Padova. Rivediamo tutto lo strapotere fisico di Claudia Ferrato per il gol del 4-1. Il Padova che quindi scaccia la paura dopo 2 minuti e poi si diverte anche perché passano altri 3 minuti e arriva il 5-2. Questa volta segna Aurora Favero che riesce a raccogliere questa respinta del portiere e a metterla sotto la traversa. Padova quindi segna anche il 5-1, rivediamo. Aurora Favero con il destro supera il portiere e anche le avversarie che si erano appostate sulla linea di porta, ma l'Arezzo non demorde, così a 5 minuti dalla fine trova anche il 5-2 ancora con Nocchi sull'uscita di Martina Donà. Qua un po' ferma la difesa del Padova che forse aveva già la testa allo spogliatoio. Negli ultimi 5 minuti poi le squadre si allungano molto, occasione da una parte all'altra, questa di Margherita Giubilato fermata dal portiere in uscita. Finisce quindi 5-2 per il Padova che ritrova la vittoria, non riesce a ritrovare il terzo posto anche se sale a quota 36 punti in classifica. Adesso 2 settimane di stop, il Padova tornerà in campo il 12 marzo in casa del Marcon.